chiesta alla Regione Veneto una nuova tranche di vaccini anti-influenzali, un 20% in più, che andrà ad aggiungersi alle 154.800 dosi acquistate inizialmente dall'ULSS 2. Questo perché è stata anticipata la campagna vaccinale di una quindicina di giorni e le scorte sono quasi pressoché esaurite. Intanto sono 66 ricoveri per influenza negli ospedali della Marca, dato questo destinato a salire visto che il picco è previsto tra fine dicembre e metà gennaio. Sicuramente sono destinati ad aumentare, adesso stanno circolando sul virus dell'influenza, poco ancora, più altre virosi, abbiamo anche un importante accesso al pronto soccorso. In Veneto il dato più preoccupante è l'incidenza generale pari a 16,44 casi per 1000 abitanti, la più alta dal 2004. Intanto aumentano gli accessi al pronto soccorso di Treviso. Nella sola giornata di ieri sono stati 305, di cui una settantina di casi erano persone con sintomi parainfluenzali. Sul fronte vaccinazioni attualmente i trevigiani già vaccinati contro l'influenza sono 120.067 con una copertura tra gli over 65 del 45,4%. Il nostro obiettivo, ha spiegato Francesco Benazzi, direttore generale, è arrivare al 65% della popolazione. Bene le somministrazioni nelle case di riposo, dove il 92,2% degli ospiti ha già ricevuto l'antinfluenzale. Oltre all'influenza, l'ULSS 2 però deve fare i conti anche con il Covid. In questo momento noi abbiamo circa un centinaio di pazienti ricoverati per sintomatologie per Covid all'interno di tutta l'azienda ULSS 2 della Marca e abbiamo un altro centinaio di pazienti che sono Covid occasionali, cioè sono ricoverati per altri motivi e c'è anche il riscontro di positività al tampone per il Covid. L'appello rimane quello di vaccinarsi perché questa influenza, hanno spiegato, è aggressiva.